Buongiorno, ben trovati, eccoci in diretta a Focus TG, lunedì 3 agosto, come sempre tanta cronaca, anche fatti accaduti in queste ultime ore nel weekend davvero drammatici che hanno interessato il territorio veneto, in particolare le province di Vicenza e appunto la zona che riguarda anche il Bresciano, per un fatto di cronaca che vi racconteremo tra poco. Una donna, un tentato femminicidio, una donna accoltellata a un centro commerciale dall'ex marito, ma poi è anche il giorno del lutto a Bassano per la tragica fine di un uomo di poco più di 50 anni che è morto insieme al suo cavallo in un incidente in Val Brenta davvero drammatico. Ecco, di questo ci parla in apertura la nostra Vanessa Banzato, e anche del grande cordoglio che in città c'è in queste ore per questa fine tragica, seguendo la sua grande passione, i cavalli, vero Vanessa? Sì, Lina, buongiorno a te e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Sì, davvero una fine drammatica per Lorenzo Zucchetto. Avrebbe compiuto il prossimo 24 agosto 59 anni, viveva nella frazione di Marchesane a Bassano del Grappa e come si può vedere anche sui social sono tantissimi messaggi di cordoglio che sono stati scritti, sono stati inviati proprio da tantissime persone che conoscevano Zucchetto, sono stati rivolti alla moglie, sono stati rivolti alla figlia. Zucchetto era molto conosciuto soprattutto nella frazione di Marchesane, lavorava per un'azienda, una ditta, per un gommista che si trova proprio nella frazione dove abitava. Aveva lavorato per tantissimi anni in questa struttura, e un messaggio forte è arrivato anche proprio dal titolare dell'azienda. Pensate che neanche 2 mesi fa Zucchetto era andato in pensione e il titolare appunto ha scritto, poi lo andremo anche a incontrare, ha scritto che si sarebbero dovuti trovare tra pochissimo per festeggiare, per ricordare questi tanti anni vissuti e trascorsi insieme. Purtroppo la grande passione che è stata anche la morte, ecco, ha causato anche la morte di Zucchetto. Ieri la tragedia, era andato a percorrere assieme al cavallo e assieme a un altro amico, sempre a cavallo, questo percorso, questo sentiero tra i due comuni di Val Brenta e di Bassano del Grappa. Siamo tra le frazioni di Campolongo e Rubbio, e quindi tra Val Brenta e Bassano. Con me al proposito il sindaco di Val Brenta, Luca Ferrazzoli, perché Luca Ferrazzoli, lei è stato tra i primissimi a essere allertati nel momento in cui è avvenuta la tragedia. Pare che per un incidente ancora tutto da valutare l'animale sia scivolato, appunto Zucchetto sia sceso per andarlo a recuperare, e a un certo punto entrambi sono precipitati e hanno fatto un volo di 300 metri per tutti e due. Non c'è stato nulla da fare, tutto sotto gli occhi dell'amico, che ha dato immediatamente l'allarme. C'è stato un massiccio dispiegamento di forze, soccorsi alpini, tantissimi volontari, lì soccorso da Verona, purtroppo però per nulla. Sì, innanzitutto lasci fare le condoglianze da parte mia, dell'amministrazione, di tutta la nostra comunità, i familiari per l'accaduto. Sì, noi siamo stati sostanzialmente informati da prima, avvisati ovviamente della presenza dell'elicottero dell'elisoccorso. È una presenza che in queste domeniche, in queste giornate estive, insomma, c'è spesso nel nostro territorio, perché è un territorio vasto in cui capitano purtroppo spesso degli incidenti. Questa volta si è trattato di un incidente particolarmente grave, quindi siamo stati avvisati, ma di fatto c'erano già tutte le autorità competenti e il soccorso, come diceva lei, il soccorso alpino presente, data, diciamo, la natura del luogo e la difficoltà dell'intervento. Lei diceva che quel sentiero non è un sentiero particolarmente pericoloso. No, non si tratta. I trinceroni di Campolongo, diciamo, sono facilmente percorribili, ovviamente come tutte le zone di montagna a debita distanza. Ovviamente spesso c'è un dirupo o comunque c'è la valle sottostante, però di per sé sono zone abbastanza pianeggianti, protette da questi, diciamo, reperti storici, quindi, diciamo, c'è stata anche un po' di sorpresa per la dinamica del sinistro, e poi ovviamente anche nella dinamica in sé, nel senso che ovviamente a dimostrazione dell'amore che c'era per questo animale, questo tentativo di recupero, come è stato fatale, quindi, diciamo, lascia ancora più l'amaro in bocca.
Ci sono parecchie persone che appunto percorrono questo sentiero e anche a cavallo, perché magari immagino ci siano tantissimi mountain bike oltre che a piedi, ma a cavallo ci sono tantissimi frequentatori. Guardi, a me sinceramente non ho avuto ricordo che ci siano stati passaggi noti. Poi il nostro territorio è talmente ampio, esistono delle ipovie riconosciute anche dalla Regione Veneto, ma non prevedono quel passaggio, quindi poi gli escursionisti spesso in bici, a piedi eccetera esplorano varie fette del nostro territorio. Personalmente non ero a conoscenza che fosse frequentato normalmente da persone a cavallo. Adesso Lina c'è da capire cosa possa aver spaventato il cavallo, cosa possa essere successo, cosa possa aver provocato questo ennesimo dramma. Di certo è, Sindaco, che per quanto non sia il caso specifico, va ancora una volta da ricordare che è necessario prestare la massima attenzione sempre in ogni caso. Sì, non nel caso concreto, perché evidentemente si è trattato di un caso estremamente particolare. È evidente che le nostre zone, abbiamo visto cosa è successo a Casteltesino poco tempo fa con un utente della mountain bike che è precipitato. Ovviamente con queste calure, con questa situazione, la montagna è sempre più appetibile. Non riguarda questo caso, ma ad esempio c'è stato un aumento esponenziale di incidenti anche con le bike, perché magari persone che normalmente non sono estremamente allenate utilizzano sentieri piuttosto che strade militari per questa attività che è in crescita e che va coltivata, ma che richiede a volte delle attitudini che sono affinate solo con un grande utilizzo del mezzo. Per poi ovviamente tutti i percorsi a piedi noi ovviamente li segnaliamo con tutte le precauzioni del caso, le indicazioni, però quindi è importante soprattutto la cautela, perché la montagna è sempre pericolosa per definizione. Davvero, Lina, c'è un grande cordoglio, si diceva ancora in apertura, da parte di tutte le persone che lo conoscevano, ma anche proprio dell'intero quartiere di Marchesane. Noi faremo un giro per cercare di così ripercorrere un po' quello che era, raccontare quello che era Lorenzo Zucchetto, soprattutto raccontare il suo grandissimo amore per i cavalli, come è anche raccontato con le immagini che vi abbiamo girato, in cui si vede sempre lui assieme al suo cavallo. Per il momento da Bassano del Grappa, Lina, è tutto, ti ricevo la linea. Grazie ai colleghi di Bassano, davvero una tragedia che colpisce profondamente questa di Zucchetto. Noi andiamo avanti con un altro grave fatto di cronaca. Andiamo a vedere l'home page del Giornale di Vicenza, che ci racconta dell'accoltellamento da parte dell'ex marito di questa donna indiana, lui pakistano, il racconto di chi ha fermato l'aggressore, così lo abbiamo disarmato. Questo è l'ingresso di questo centro commerciale di Brescia in cui si è verificato questo gravissimo fatto di cronaca, con la donna che è in condizioni serie, in condizioni critiche. Allora andiamo a sentire la ricostruzione che ha realizzato la nostra redazione di Vicenza. La prognosi resta riservata sulla donna di origini indiane di 38 anni residente a Vicenza, ricoverata in gravi condizioni negli ospedali civili di Brescia dopo essere stata accoltellata dall'ex marito all'esterno di un centro commerciale. L'agguato avvenuto nel tardo pomeriggio ha coinvolto anche un'amica della vittima, rimasta ferita nel tentativo di difendere la donna. L'aggressore, che brandiva un coltello con una lama di 30 centimetri, è stato disarmato dai passanti che lo hanno consegnato agli agenti di polizia. L'uomo, un 46enne italiano di origini indiane residente nel Bergamasco, era già stato condannato ad 1 anno e 8 mesi per maltrattamenti. Dopo la separazione della coppia nel 2020 ci sarebbero state questioni ancora irrisolte sull'affidamento del figlio che ha assistito all'aggressione. La donna, ricoverata in codice rosso per la ferita all'addome, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. L'uomo, accusato di femminicidio, è stato arrestato. Torneremo ai fatti strettamente di cronaca, furti e non solo, annegamenti purtroppo che riguardano le ultime ore, ma adesso apriamo una parentesi sulla situazione di Auronzo di Cadore, con la grande paura che si è vissuta 2 notti fa per la colata di fango in via Ligont, evacuate in via precauzionale 35 persone rientrate dopo il cessato allarme nelle loro abitazioni. Proprio in queste ore il sopralluogo di provincia e regione per i lavori di messa in sicurezza dell'area. Abbiamo visto che lavori ci sono da fare in stretta urgenza, abbiamo
interessato la provincia e la Regione Veneto. Ci sarà un sopralluogo tra tutti gli enti per verificare che primi lavori si possano fare. Sono attese per le prossime ore le rilevazioni di provincia e regione per capire come e quando poter iniziare i lavori di messa in sicurezza per la colata di fango e detriti che ha interessato la zona di Ligonto ad Auronzo di Cadore. L'allarme nella notte. La frana è stata segnalata ai vigili del fuoco di Santo Stefano da un residente intorno a mezzanotte. Evacuati in via precauzionale 35 persone che hanno passato la notte da amici e parenti e alcuni nella palestra comunale messa a disposizione dall'amministrazione. Abbiamo fatto un sopralluogo congiunto con un po' tutte le enti che erano in loco e abbiamo verificato che non c'è un pericolo imminente, quindi abbiamo fatto rientrare la popolazione all'interno delle proprie abitazioni. Però abbiamo allertato chi è rientrato che alle prime avvisaglie di temporali sono invitati a lasciare le proprie abitazioni. Frana ora sotto controllo con la Protezione Civile che continua a monitorare eventuali spostamenti a monte, ma su cui si deve intervenire in fretta. Lavori anche alla rete idrica. Abbiamo emesso un'ordinanza in quanto la frana ha lambito anche alcune vasche di erogazione dell'acqua. L'acqua veniva sporca, più che altro non c'è un pericolo per la salute in quanto non è stato rilevato, non sono state rilevate cariche batteriche e abbiamo assieme al gestore della rete posizionato in loco un'autocisterna con alcune taniche d'acqua per bisogni imminenti. Questo lo avete sentito, la situazione che aggiorneremo naturalmente con i servizi nei telegiornali delle prossime ore. Torniamo sulla questione Conegliano. Proprio nei giorni scorsi c'era stato un incontro tra il sindaco Fabio Chiesse e il prefetto di Treviso Angelo Sidoti per un presidio fisso o comunque maggiori controlli nel centro della città del Cima perché continuano a verificarsi episodi violenti, risse e violenti litigi. Ce n'è stata una rissa a colpi di pugni e bottigliate. I residenti gettano, pensate, acqua dalle finestre per fermarla. Interviene la polizia del commissariato vicino, 6 coinvolti e 3 denunciati, tutti giovani tra i 25 e i 30 anni, col sindaco che annuncia il via dei pattugliamenti anti-maranza dalla metà di questa settimana. Io stavo a casa, ho sentito delle grida e ho visto questi ragazzi che si prendevano a botte. Si sono messi a litigare. Alcuni si sono presi a pugni. Pugni, qualche calcio e bottiglie scagliate con forza contro i rivali. Erano circa le 23:30, 6 giovani ubriachi, tutti tra i 25 e i 30 anni, hanno cominciato a urlare e a prendersi a botte in mezzo alla strada. Una rissa violenta che ha svegliato i residenti di via Istria e via Matteotti a Conegliano. Alcuni di loro, dalle finestre dei palazzi, per sedarla hanno gettato secchi d'acqua contro i ragazzi, tutti clienti del bar all'angolo blu. Era pieno di sangue, era tutti a faccia aperta. Sì. Per te era pieno di sangue, tutto il marciapiede. Io sono uscita perché una cliente che è uscita mi fa guarda che c'è una rissa brutta. Ma quando sono uscita io penso che erano già lì da un po' che spiegavo. Perché quando ho chiamato mi ha detto no, sì, stiamo già intervenendo. Tempestivo l'intervento delle forze dell'ordine anche per la vicinanza al commissariato di polizia, una violenza che i residenti e commercianti non avevano mai visto prima in quella zona. Vedi alla televisione è proprio vedersele davanti a casa, sì. Dà fastidio. Sì. E purtroppo mi sa che ci dobbiamo abituare, giusto? È sempre più triste. Non sarebbe intervenuta l'ambulanza, ma per medicare le ferite alla testa provocate dalle bottigliate prese, alcuni di loro si sono recati al pronto soccorso di Conegliano. È una zona meravigliosa, tranquilla era. Adesso, dopo certe ore, a parte che mi hanno detto che in mezzo a Conegliano in queste situazioni, ti posso garantire che anche l'anno scorso hanno tentato di rubare la borsa di signora Vanzano. Una situazione, quella delle risse e della presenza anche di baby gang a Conegliano, che ha richiesto la stesura di un programma di pattugliamenti notturni della polizia locale proprio contro questi fenomeni, il primo di prova al parco con la polizia. I pattugliamenti serali veri e propri cominceranno da metà della prossima settimana. Ci sono problemi estemporanei perché i ragazzini non sono facili da intercettare perché li vedi dopo che hanno compiuto le cose, per cui avere una pattuglia comunque sempre dedicata in centro ci permette di intervenire molto più velocemente nel caso in cui sì, e speriamo di no, succedano ancora situazioni di quel tipo lì.
Andiamo adesso a parlare dell'ennesima vittima di un annegamento in un fiume. Purtroppo, lo sapete, anche in provincia di Treviso c'è grande dibattito sulle nuove ordinanze antibalneazione nel Piave. Il Brenta purtroppo non è da meno in quanto a pericolosità. E allora noi ci colleghiamo in diretta con Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende, che ci danno conto di quanto accaduto a Fontaniva sabato scorso con la morte di un 34enne e soprattutto di tutto quello che ne segue, poi gli strascichi anche politici di questa vicenda. A te. Sì, Lina, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Con il collega Cristian Roque Allende, come dicevi, ci troviamo proprio in questa spiaggetta, in un'ansa del fiume Brenta. Tra l'altro sono davvero impressionanti le immagini del fiume praticamente in secca. Qui davvero il livello di quantità d'acqua è molto basso, gli effetti della siccità si fanno sentire. La tragedia, come raccontavi, si è consumata nella serata di sabato. Un gruppo di amici, tra di loro anche la vittima Peter Osaro, 34 anni, di origini nigeriane ma residente nel Vicentino, al momento di tornare a casa si sono resi conto che lui non c'era, probabilmente si era avventurato lungo l'asta che nasconde delle pericolose di punti, nonostante la quantità d'acqua sia davvero molto poca. Ci sono dei punti in cui la corrente crea dei mulinelli e si creano degli effetti in cui a quel punto è difficile riuscire a restare a galla. Lungo tutta l'asta è in vigore il divieto di balneazione, ma purtroppo tante persone continuano a non rispettarlo. Allora, prima di andare avanti, facciamo il punto di quanto è accaduto sabato sera nel servizio preparato dalla redazione. Era di origini nigeriane ma viveva nel Vicentino a Monticello, Conte 8, Peter Osaro, 34 anni, e lui l'ultima vittima delle inconsapevoli acque del Brenta. Sabato pomeriggio aveva cercato refrigerio alle torride temperature di questi giorni nel bacino Giaretta, ai confini tra Fontaniva e Carmignano di Brenta. Al momento di tornare a casa gli amici si sono accorti della sua assenza e hanno lanciato l'allarme. Erano le 20:45 quando i vigili del fuoco, arrivati sul posto con i sanitari del SUEM, hanno iniziato a cercarlo. Il giovane è stato individuato sott'acqua in un punto in cui la corrente del fiume crea un mulinello. Per lui, nonostante i tentativi disperati di rianimazione, non c'è stato nulla da fare. Nonostante le acque basse e la siccità ben visibile anche sul fiume Brenta, la tragedia ripropone il tema della pericolosità delle acque. Sulla morte di Peter Osaro indagano i carabinieri. È stata quindi aperta un'indagine sulla morte di Peter Osaro, l'avete appena sentito dal servizio. Dicevamo che lungo tutta l'asta del Brenta, sono 15 comuni rivieraschi, vige il divieto di balneazione, ci sono cartelli ovunque, scritti tra l'altro anche in più lingue, perché spesso non sono gli abitanti locali che ben conoscono il fiume, ma tante volte sono persone spesso di origine straniera le vittime di questi fatti terribili, di questi annegamenti. Abbiamo incontrato anche il sindaco di Fontaniva, Alberto Trento, che ci ha detto insomma che come Consiglio di Bacino si riuniranno alla luce dell'ennesima tragedia per valutare anche eventuali altri provvedimenti. Lo abbiamo intervistato con il collega Cristian Roque Allende, che io ringrazio per la collaborazione tecnica. Vi lascio allora all'intervista raccolta, poi da Fontaniva la linea può tornare allo studio. Allora, sindaco, è una tragedia quella che è capitata purtroppo in questa lunga estate. Si cerca refrigerio, le acque del Brenta sono pericolose. Come sindaci di tutta l'asta continuate a ripeterlo. Assolutamente. Innanzitutto il più profondo messaggio di cordoglio da parte mia, da parte dell'amministrazione comunale, alla famiglia, ai conoscenti, agli amici del ragazzo che purtroppo ha visto questa tragica scomparsa lungo il fiume Brenta sabato scorso. L'appello sicuramente è quello alla prudenza, all'attenzione rispetto a un ambiente che è quello fluviale, che racchiude rischi come tutti gli ambienti naturali. È chiaro che il fiume, come in questo caso, in questi giorni particolarmente caldi, può diventare un rifugio climatico per molti. L'attenzione però deve rimanere alta e soprattutto rispetto al divieto di balneazione. Ecco, ci sono tra l'altro cartelli in più lingue.
Sì, l'attenzione è rivolta proprio a questo aspetto, cioè alla possibilità di comunicare in maniera quanto più ampia possibile questo divieto e appunto anche l'attenzione alla prudenza. Peraltro l'area di Brentaviva è gestita da un'associazione di ragazzi che davvero si impegna molto per comunicare a tutti gli avventori i rischi e le preoccupazioni che possono essere collegate al fiume stesso. Come sindaci dell'Asta pensate di ritrovarvi dopo questa ennesima e noi tragedia? Certo, c'è anche la possibilità di avere un tavolo di coordinamento adesso, tutta l'area di Rete Natura 2000, dell'area fluviale, di fatto è stata data in gestione dalla Regione Veneto al Consiglio di Bacino e quindi all'interno dello stesso è stato individuato un tavolo di lavoro con i 15 comuni rivieraschi. Credo che quello possa essere davvero un tavolo di confronto proprio per definire delle strategie condivise. Grazie ai colleghi di Padova da Fontaniva. E sono ancora gravissime le condizioni del 17enne ricoverato con un trauma cervicale dopo essersi tuffato di notte da un pontile a Jesolo, nella zona lungo Piazza Marconi all'altezza della Torretta 17. Il ragazzo, ingannato dalla bassa marea, ha impattato violentemente contro il fondale sabbioso, subendo anche un arresto cardiaco. Rianimato sul posto dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza in ospedale e ora trasferito in neurochirurgia a Mestre. L'incidente è avvenuto nonostante i divieti espliciti di balneazione e di tuffi segnalati lungo la struttura e a tutti i pontili, come non smettiamo di ricordare. E un uomo di 43 anni invece, Matteo Boscolo Biolo, residente a Legnaro, siamo in provincia di Padova, è annegato sull'isola di Sant'Andrea a Marano Lagunare in provincia di Udine. Sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. Sul posto è stato inviato dalla centrale operativa regionale Sores Friuli Venezia Giulia, personale specializzato per i soccorsi che ha praticato ripetuti tentativi di rianimazione, ma in questo caso purtroppo ogni intervento si è rivelato vano, l'uomo non ha ripreso conoscenza. I rilievi sono affidati ai carabinieri per determinare con certezza le cause del decesso e chiarire le circostanze di quanto accaduto. La salma è stata ricomposta nella cappella mortuaria del cimitero di Marano e messa a disposizione della famiglia. A lieto fine un'altra notizia invece che vi diamo adesso. Hanno agito davvero con sangue freddo, tempestività, senso di responsabilità, evitando che una bambina in tenera età potesse riportare gravi conseguenze dopo essere rimasta accidentalmente chiusa all'interno di un'auto sotto il sole. Protagonisti dell'intervento nel pomeriggio di ieri a Padova, 3 appartenenti alla polizia penitenziaria liberi dal servizio che hanno salvato la piccola rompendo il finestrino del veicolo dopo aver valutato l'impossibilità di attendere ulteriormente l'arrivo dei vigili del fuoco. Lo rileva il SAP, il sindacato della polizia penitenziaria. L'allarme è stato lanciato dalla mamma della bambina che aveva accidentalmente lasciato la figlia chiusa all'interno dell'auto. I 3 poliziotti richiamati dalle richieste di aiuto della donna hanno verificato la situazione accertando che la minore si trovava sul seggiolino posteriore e tutte le portiere erano bloccate. Dopo aver richiesto dell'intervento dei vigili del fuoco hanno constatato il progressivo aumento dello stato di agitazione della bambina, le alte temperature nell'abitacolo e di fronte al concreto rischio per l'incolumità della piccola hanno deciso di rompere il finestrino lato guida, individuato come il punto più sicuro per intervenire, riuscendo così ad aprire le portiere e ad affidare immediatamente la bambina alla madre. A loro tra l'altro è arrivato il ringraziamento, ha detto a nome di tutta la comunità veneta, del presidente della regione Alberto Stefani. Allora regia, vediamo se ci sono collegamenti dal territorio in questo momento o andiamo avanti con un altro servizio. Ditemi se ci sono colleghi. No, ok. Allora, stavamo parlando di caldo che non molla la presa, lo sapete, siccità purtroppo molto grave, l'ondata di calore durerà almeno fino a metà mese. Attenzione per possibili temporali nelle zone montane e pedemontane, ma a quanto pare per la pianura non ci sarà tregua. Sentiamo il generale Giancarlo Iannicelli. Non vedono un cambiamento, quindi andiamo fino quasi a ridosso di Ferragosto, senza praticamente nessun cambiamento. Poi si vedrà, quindi un'ondata, forse la peggiore di queste ondate che ci hanno interessato fino adesso quest'anno. La morsa del caldo non accenna ad allentarsi. L'ondata di calore estrema durerà fino a metà agosto, rendendola così la più potente e duratura che si sia mai registrata finora. Alta pressione al suolo, anticiclone africano, questo promontorio che continua a
spingere aria calda su di noi e quindi la situazione di tranquillità dal punto di vista delle piogge, purtroppo perché servirebbero, e soprattutto tanto caldo. Caldissimo di giorno e notti tropicali, ma diverse nottate saranno anche super tropicali, quindi fastidiose veramente. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso per questo un nuovo bollettino valido fino a tutta la giornata di lunedì 3 agosto, con il quale viene dichiarato lo stato di allerta gialla per disagio fisico intenso su tutto il territorio. Resta alta anche l'attenzione per improvvisi temporali di calore, soprattutto sulle zone montane e pedemontane. Non sono previsti per adesso, però attenzione perché l'energia si sta accumulando. Per adesso non si vedono impulsi di aria fredda, anzi un sistema perturbato tende a interessarci ma a carattere caldo, quindi fa fluire aria più calda di quella che trova sul posto e quindi non dà effetti dei forti temporali. Queste le previsioni del nostro meteorologo, il generale Giancarlo Iannicelli, che come sempre ringraziamo, e l'ho citato prima, il tema gravissimo della siccità, fiumi in grave difficoltà, lo stesso gli invasi di montagna, un'ordinanza regionale taglia del 50% sull'Adige i prelievi per l'irrigazione dei campi, situazione difficile estesa non solo al Brenta adesso ma anche al Piave. I consorzi di bonifica chiedono di costruire degli invasi. 23 le città italiane con bollino rosso per la giornata di domenica, tra cui Venezia e Verona, mentre lunedì le temperature si alzeranno ancora e si aggiungeranno all'elenco anche Ancona e Bari. Intanto, sempre per domenica, l'ARPAV ha confermato l'allerta gialla per l'ondata di calore che dovrebbe persistere almeno fino a lunedì in tutto il Veneto, con intenso disagio fisico per la popolazione. A tutto questo si aggiunge una situazione sempre più critica per la siccità, fiumi con portata d'acqua in continuo calo e previsioni senza piogge. A preoccupare soprattutto il Piave, il Brenta che ha visto ridursi ulteriormente la portata d'acqua, ora ben al di sotto del minimo per evitare problemi all'agricoltura, e, più grave di tutte, la situazione dell'Adige, per il quale la Regione ha deciso il taglio del 50% di prelievo dell'acqua dal fiume per irrigare i campi agricoli. Il limite minimo di portata dell'Adige per garantire l'approvvigionamento idrico è 80 metri cubi al secondo, ebbene in queste ore siamo a 45 metri. Sono state adottate 2 provvedimenti, questo per appunto regolare l'uso dell'acqua per quanto riguarda l'Adige e per quanto riguarda il Piave. E questo soprattutto a scopo irriguo, quindi per l'agricoltura da parte dei soggetti che sono i grandi utilizzatori, penso ai consorzi di bonifica, per poi appunto destinarle alle attività agricole. È una crisi che non si era mai idrica, che non si era mai riscontrata appunto nel nostro territorio. L'acqua potabile al momento è garantita, ma si sono temute sospensioni nel Rodigino. Deve essere garantito l'uso idropotabile, cioè per i cittadini, per la popolazione, per bere, per lavarsi, per quindi l'umano, per gli uomini e per gli animali. Poi si deve garantire per l'agricoltura, quindi a scopo irriguo, e poi per tutti gli altri usi, industriale, turistico. Oggi noi dobbiamo garantire l'idropotabile in primis, cosa che viene garantita. C'è stato qualche momento di crisi nel Rodigino, però adesso la situazione è rientrata. Decisive le prossime ore, la situazione potrebbe anche peggiorare. I consorzi chiedono la costruzione di invasi in tutto il Veneto. Dovranno essere multifunzionali, o meglio fare un effetto di laminazione in caso di forti precipitazioni, ma dovranno essere anche un effetto di invaso, quindi rende disponibile l'acqua nei momenti di criticità come quelli attuali, e anche un aspetto ambientale. E poi sappiamo benissimo che queste condizioni favoriscono gli incendi, altri sono provocati magari da situazioni accidentali. Ce ne sono stati un paio in casa e hanno destato grave paura in queste ultime ore. Il primo a Favaro Veneto, in un appartamento al 3° piano di un condominio che di piani ne ha 8, 2 persone intossicate e una portata d'urgenza in ospedale. L'allarme è scattato intorno alle 14:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mestre con diversi mezzi per domare le fiamme. L'incendio in un appartamento al 3° piano di un condominio di via Triestina a Favaro Veneto. I vigili arrivati con 2 autopompe, autobotte e autoscala hanno domato rapidamente le fiamme. Durante le operazioni di soccorso sono state tratte in salvo le 2 persone che erano all'interno rimaste intossicate dal fumo. Una di loro, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. L'edificio è stato messo in sicurezza mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.
Vi proporremo tra poco l'altro incendio di ieri pomeriggio a San Biagio di Callalta, ma andiamo ora a Spinea per parlare di furti, altra piaga davvero di questa estate, con Anna Maria Parisi in diretta e Sandro Ponchio, perché c'è una famiglia che ha vissuto davvero momenti di grande paura, vivono al quarto piano, svaligiata pensate 2 volte in meno di 2 settimane, con i ladri che hanno sfidato allarme e telecamere. Anna Maria. Allarmi che hanno sfidato le telecamere, che però li hanno ripresi, in particolare uno dei 2 che sono riusciti ad entrare in pieno giorno, la seconda volta il 1° agosto, la prima volta il 17 luglio nel pomeriggio, e hanno agito nell'arco di pochissimo tempo. Poco fa sono tornati per l'ennesima volta i carabinieri per i rilevi, ma ci racconta tutto il figlio della signora Natalia Scurto, Dan. Dunque Dan, cosa è successo e come stai, come state tutta la famiglia? Allora, prima volta che sono entrati, come è successo? È successo mentre eravamo tutta la famiglia in bar, tutti quanti fuori di casa, comunque la casa che si trova esattamente ai piedi, qua sotto, comunque, cioè in piazza. Questa è una piazza proprio all'inizio della via della piazza, quindi a 50 passi praticamente. Noi eravamo tutti là. In quel momento non ci fai caso, noi siamo tornati a casa, siamo saliti su, non ci fai caso, non c'era disastro in casa, non c'era niente di rotto, però mi sono accorto che mancava comunque un portafoglio che era all'entrata, più delle collanine di mia mamma che si era appena tolta, e vari oggetti appunto che c'erano là. Seconda volta sono entrati in casa mentre io sono uscito a portare mia morosa a lavoro, perché io sono uscito verso le 4:15 e loro sono arrivati alle 4:33 dentro casa, quindi la mia supposizione è che sicuramente mi stavano aspettando, sicuramente sapevano che io dovevo uscire da casa, perché cioè veramente il tempo è stato il tempo di salire, penso, scassinare la finestra e entrare in casa. Noi diciamo che comunque siamo molto preoccupati, perché comunque hanno rubato tutto e anche le chiavi di casa. Adesso da cambiare di nuovo serratura, bisogna comunque stare attenti. Io stanotte non sono neanche riuscito a dormire, perché sapendo che c'è sia la finestra aperta sia la porta aperta, avendo fatto denuncia, magari una faccia di queste si vede, potrebbe ritornare anche a minacciarmi, potrebbe tornare magari a fare del male, come magari erano le loro intenzioni inizialmente. Magari sono entrati per rubare con dei ferri in mano, robe, c'era la TV accesa, c'erano rumori in casa, comunque c'erano luci, c'erano rumori, c'era il gatto. Loro sono entrati lo stesso, cioè sono proprio entrati, andati dritti, hanno uno diretto sulla telecamera, ha rotto la telecamera, l'altro è uscito fuori, vedendo se c'era qualcuno, si vede che stava andando verso fuori ed è passato il gatto, ha preso un po' paura del gatto. Ecco, sì, Dan, ti interrompo un secondo, perché la seconda volta, quando i ladri sono entrati, scardinando la finestra con l'anta ribalta del vano delle scale, da cui si vede hanno lasciato l'impronta, e sono saliti arrampicandosi al 4° piano, dove il balcone era stato lasciato aperto per lasciare uno spazio per il gattino, perché potesse entrare e uscire. Ma i ladri, entrati e immortalati dalle telecamere, 2 uomini, di cui uno col volto travisato da un fazzoletto, erano armati rispettivamente l'uno di una spranga in ferro, l'altro di un coltellino. Spranga in ferro che poi ha abbandonato uno dei 2 malviventi proprio qui nel soggiorno di casa, dopo essere entrato, perché spaventato dal televisore lasciato acceso dopo il primo furto, così nella seconda circostanza, e con il secondo ladro che va diretto verso la telecamera per staccare il cavo. Si parla di un bottino molto ingente tra contanti, oro, PlayStation, telefonini e quant'altro. Si ipotizza sulle diverse decine di migliaia di euro. Adesso sono arrivati i carabinieri. Si diceva, Dan, cosa vi hanno detto? Allora, i carabinieri comunque hanno detto che faranno, cioè uno è ben visibile in faccia, se è qualcuno che è qua nei dintorni molto probabile che comunque venga preso, e
faranno le giuste indagini, prenderanno le impronte dal pezzo di ferro che hanno lasciato, comunque guarderanno le telecamere, comunque faranno le giuste indagini. Adesso non so quanto possano metterci, quanto sia i tempi, loro mi hanno detto può essere anche mesi, può essere come anche giorni alla fine, se si scopre subito chi è. Purtroppo ancora non si è riconosciuto la persona, non si è riconosciuta bene chi è. Adesso sono arrivati i carabinieri dicendo che ci sono delle novità che ancora non abbiamo parlato. Speriamo bene, speriamo che ci siano buone novità, che si scopri chi siano questi malviventi, comunque queste persone anche da tenere occhio, comunque, nel senso è che giustamente tu dici per la privacy non si potrebbe far vedere chi sono, ma io farei una foto a loro, li metterei con un cartellone in piazza, direi attenzione questi sono ladri, cioè se avessi la loro faccia direi attenzione questi sono ladri, state attenti, cioè quello che sarebbe da fare. Purtroppo adesso non si può fare niente, è tutto in mano all'indagine dei carabinieri e speriamo che... Ecco Dan, vero è in conclusione Elina che avendo rubato anche le chiavi, il secondo mazzo di chiavi fatto dopo che è stata cambiata la serratura dopo il primo furto, vero è che questa notte la famiglia non ha chiuso occhio naturalmente e adesso per la notte a venire in attesa di Ufabro di dover nuovamente ricambiare la serratura, chiedete anche che veniate come dire, tenuti sotto controllo magari dalle forze dell'ordine. Certo, quello sì, anche perché comunque cambiando serratura, cambiando la porta, la finestra rimane aperta, l'entrata della finestra rimane aperta, per quanto io possa buttare giù la serranda, tenere chiusa quella terrazza, non è una porta blindata dove già è più difficile entrare, una serranda è una porta finestra, si entra e quello è una minima sicurezza, io non posso stare sicuro così in casa mia. La mia idea è che si potesse magari fare qualcosa sul condominio dove magari mettere telecamere ad ogni piano, delle grate sulle finestre, in modo che non si possa proprio uscire dalla finestra, in qualche modo da tenere più sicurezza, perché io non dico che non c'è sicurezza in questa casa, però a quanto pare l'unica via d'uscita che c'era, quella non è per niente sicura. E qui sarà da parlarne con l'amministratore di condominio. Questo dunque lo sconforto e il terrore di un'intera famiglia depredata, come si diceva qui in via Fermi a Spinea, per ben 2 volte nell'arco di meno di 2 settimane. Grazie a Dan Scurto. E da Spinea tutto, ti restituisco la linea con la parte tecnica di Sandro Ponchio. Lina. Grazie ad Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio, grazie naturalmente all'ospite per la sua disponibilità. Lasciamo per qualche minuto la cronaca, diamo subito la linea in diretta da Belluno a Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi, perché è stato presentato il progetto pilota dell'ULSS 1 per il reperimento di nuove figure professionali, in particolare infermieri dall'estero. Vedo collegato Fabio Fioravanzi con l'assessore regionale Gerosa, subito a te la linea. Grazie mille. Allora, il progetto, per correttezza, non è dell'ULSS 1 Dolomiti ma della Regione Veneto. Vogliamo spiegare questo vostro progetto in cosa consiste? Il progetto parte da una necessità e da un'emergenza, la carenza di personale infermieristico. È un problema non solamente di Regione Veneto, è un problema nazionale, ma direi un problema europeo. Per risolvere questa carenza infermieristica naturalmente dobbiamo incentivare l'accesso alla professione da parte dei ragazzi italiani, ma un'altra soluzione potrebbe essere quello di risultare attrattivi per altri infermieri che arrivano da realtà extra italiane. In questo caso il progetto si indirizza al Sud America, a realtà argentina del sud del Brasile, e quindi è un progetto che non è solamente di reclutamento di personale infermieristico, ma un progetto un pochino più ampio che prevede l'attrattività, il coinvolgimento, la capacità di fare anche integrazione, che non è solamente integrazione professionale ma anche integrazione sociale. Avete spiegato, mancano infermieri, cercate infermieri già formati, ma siccome le nostre facoltà infermieristiche arrivano a coprire il 70-80% di posti disponibili, di offrire questo 20% di posti per i quali nessuno fa richiesta a giovani che vogliono venire a formarsi in Italia.
Questo rientra naturalmente nei progetti, nei programmi di internazionalizzazione delle università italiane, quindi anche dell'Università di Padova. L'internazionalizzazione gioca un ruolo importante quando si leggono le classifiche delle diverse unità, delle diverse università a livello mondiale, e quindi all'interno di un'ottica di internazionalizzazione vengono anche offerti percorsi formativi direttamente in partenza dal primo anno, anziché come in questo caso in cui si cerca di attrarre nell'ultimo anno, di fare quindi integrazione tra la formazione fatta in loco in Argentina, concludendola poi in Italia. Avete parlato di Argentina e di Brasile, però avete anche citato un progetto nazionale che si rivolge all'India, con però delle difficoltà nell'avere le abilitazioni linguistiche, ma il vostro progetto potrebbe allargarsi ad altre realtà geografiche per l'acquisizione di professionisti e ad altre realtà geografiche per fornire questi professionisti. Parliamo di Belluno, ma domani potrebbe essere anche Padova, Treviso o Verona? Allora, il progetto, nel momento in cui risultasse, come spero e penso risulti di successo, sarà esteso naturalmente anche alle altre ASL di Regione Veneto, quindi tutto il sistema sanitario regionale veneto. Per quanto riguarda invece l'apertura verso altre realtà, pensiamo al progetto che ha illustrato il ministro Schillaci sull'India. Certo che c'è un grosso limite legato al fatto che per poter accedere e lavorare in Italia hai bisogno di un B2, di superare un test B2 di lingua italiana, e quindi questo è molto più facile per alcune popolazioni, per alcune società che sono molto più vicine alla realtà nazionale. Primi ingressi previsti, avete detto, per la seconda metà del 2027. Il progetto dovrebbe trovare compimento, quindi essere messo a terra nel secondo semestre del 2027, esatto. Ultima cosa, lo stipendio italiano comparato al costo della vita italiana è appetibile, rende appetibile il venire in Italia per brasiliani ed argentini? Abbiamo fatto naturalmente un'indagine in questo senso, è stata la prima valutazione che abbiamo fatto, sarà compatibile il costo della vita in riferimento allo stipendio che viene erogato in Italia rispetto al costo della vita e stipendi erogati in Argentina piuttosto che in Brasile, e al momento sembrerebbe la risposta positiva. Allora, ringraziando l'assessore per il tempo che ci ha dedicato spiegandoci un progetto davvero innovativo che potrà rispondere a esigenze evidenti della popolazione che, ricordiamo, va invecchiando e quindi richiede sempre di più queste professioni, perché un'ultima cosa mi ero dimenticato di dire: c'è carenza di infermieri mentre si andrà verso un surplus di medici. Dati nazionali ci dicono che nel 2030 avremo superato il problema della gobba pensionistica e quindi andremo in un bilancio in positivo, quindi con un segno più rispetto alla figura dei professionisti della sanità, medici ma non infermieristici. E allora grazie davvero, chiedo scusa per questa aggiunta, ma mi sembrava importante sottolineare questo aspetto. La linea torna allo studio. Grazie ai colleghi di Belluno, grazie come sempre all'assessore Gerosa per queste spiegazioni. Cambiamo decisamente pagina, ma tutto sommato di tutela della salute si parla, quantomeno nelle preoccupazioni dei cittadini. Il progetto di una nuova antenna telefonica 5G a Sovizzo Colle, insorgono i residenti per la realizzazione di un traliccio di oltre 40 metri in un'area di pregio storico-artistico ambientale. Esisterebbero soluzioni alternative secondo il portavoce del comitato, e allora sul posto per noi in diretta ci sono Daniele Garbin e Andrea Benetti. Buongiorno, ecco vedo il tuo ospite, proprio il portavoce del comitato, Tom Perry, a te. Grazie, sì, buongiorno. Proprio Tom Perry qui vicino, che è residente, proprio la zona interessata è quella alle nostre spalle, il Sovizzo Colle, dove Tom Perry nativo, ricordiamo, è conosciuto come pseudonimo di Antonio Peretti, ecco, il suo l'uomo a piedi nudi. L'uomo a piedi nudi, e anche oggi conferma la sua caratteristica, che con le sue iniziative in giro per il mondo ha portato a sensibilizzare una lotta, lo ricordiamo, contro l'inquinamento, lo spreco d'acqua, la plastica. Insomma, tante iniziative per cui è diventato famoso, e che essendo residente qui e nativo qui ci ha messo il cuore, soprattutto su anche sensibilizzato dai suoi concittadini. Ecco, accennavano da studio di questa antenna. Come l'avete scoperta questa intenzione? Lo sapevate da tempo? No, ci siamo accorti quasi per caso, e cosa succede in questi casi è molto importante essere tempestivi. Anche il comune non sapeva nulla. Io ho visto che hanno picchettato questa area privata e mi sono chiesto cosa serviva. Poi abbiamo capito che la problematica era questa antenna molto alta, ne hanno già fatta una nella zona di Montemeso, non sono riusciti a fermarla. Qui siamo, penso, ancora in tempo
non dico diciamo per eliminarla, ma almeno per trovare un sito che sia più idoneo. Qui siamo in una zona paesaggisticamente... Ecco, lo descriviamo insieme. Di fronte a noi la Villa Cordellina, la sede della provincia di Vicenza, pregio artistico del neoclassico, qui di fianco il colle con i castelli Giulietta e Romeo, e lì cosa vediamo? Ci descrive appunto ai telespettatori. E qui abbiamo il mio paese dove sono nato, vedete, diciamo, era un ex convento del 1200, una rocca storica, è un borgo che è rimasto uno dei pochi borghi qui del Vicentino ancora affascinanti, ha soprattutto la caratteristica di avere una panoramica spettacolare sui castelli dove appunto si vuole installare questa antenna. Io mi sono messo il cuore, il mio paese, non sono qui per fare diciamo, pubblicità alla mia immagine, ma sono qui sicuramente per il mio paese. Abbiamo formato un comitato, abbiamo già raccolto più di 500 firme e stiamo cercando di fermare queste costruzioni che sono di impatto visivo notevoli. Non parliamo del discorso sanitario o salutistico perché non abbiamo dati storici di questi 5G, quindi non possiamo dire che fa male ma neanche fa bene. E quindi mio padre diceva niente fa niente, e quindi noi siamo sempre lì sul piede di guerra, diciamo, come Tom Perry. Sono l'uomo a piedi nudi, quindi i piedi sono importanti. Ecco, ricordiamo anche i suoi, dicevamo prima, trascorsi, lei proprio il suo impegno anche personale della sua figura pubblica, dove è stato l'ultima volta e soprattutto cosa intenderà fare adesso, i vostri progetti futuri. L'ultima impresa mia che ho fatto è stata in Perù assieme a mio figlio e il nostro team, e lì io mi sono battuto per la Pachamama, quindi la madre terra. Noi sappiamo che il substrato che calpestiamo dobbiamo rispettarlo, questo substrato. Ho tentato in tutte le maniere io di mettere la mia faccia, ecco questo, ma con il cuore. Sono un uomo semplice, non sono un uomo che ama fare tanti discorsi, le parole sono quelle che contano e io sono qui per questo. Salviamo il salvabile. Questo paesino che ormai è circondato da fabbriche e diciamo da tutto quello che poi può essere il contesto. Ecco, sappiamo, ci diceva prima già il cappellino, c'è scritto Cina 2026, prima di partire per la Cina ci dirà un altro un po' cosa intende fare, qual è il suo proposito. Ma abbiamo questa nuova iniziativa di andare in Cina e scoprire le tradizioni della vecchia Cina. Andremo nei luoghi un po' simbolo come la muraglia cinese, le montagne che non sono mai state anche viste, e poi parleremo un po' con la gente del posto, con i contadini. A me piace andare in mezzo alla gente, io più che dire sono il primo, arrivo in cima alle montagne, mi piace stare con gli ultimi, è un po' la forma della mia storia, la solidarietà, cose semplici, capire veramente come la gente vive in certe condizioni. Anche in Eritrea dove sono stato la gente beveva dalle pozzanghere, noi sprechiamo acqua. Ecco, io sto cercando di lanciare questi messaggi, specialmente ai giovani, che sono il nostro futuro, che dobbiamo lasciare ai nostri giovani qualcosa ancora di valido, non dobbiamo distruggere quello che abbiamo costruito in questi anni. Ecco, prima di cedere la linea allo studio, quali sono le vostre a questo punto intenti, permessi? Avete già in mente delle iniziative clamorose, non intendete mollare qua? No, assolutamente, è nel mio stile. Abbiamo un comitato con un presidente, io sono vicepresidente, il sindaco, abbiamo fatto stamattina una riunione proprio con il sindaco che è disponibile con l'amministrazione comunale a tenere questa nostra idea di riuscire a portare a casa, almeno se non possiamo proprio toglierla del tutto, almeno trovare una soluzione che dia sia il meno impatto sia paesaggistico ma anche ambientale. Pensiamo a quelle case che se questa antenna venisse lì avrebbero una svalutazione enorme, quindi io sono qui per risolvere il problema assieme a tutte le comunità. Allora intanto ringraziamo Tom Perry, allora a questo punto in bocca al lupo, noi seguiremo la vicenda passo passo per vedere come si evolve, grazie. Grazie a tutti voi, sempre le origini sono le nostre storie, le origini dei nostri paesi. Ecco, direi che per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie ai colleghi di Vicenza, grazie all'ospite come sempre Tom Perry con la sua energia. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
Di nuovo in diretta con il nostro Focus TG. Allora, vediamo dal sito del Gazzettino una notizia che ci porta a Treviso: donna barricata in casa in pieno centro, il sindaco Conte la tranquillizza mentre i pompieri la mettono in sicurezza, portata in ospedale. Dalle immagini che vediamo siamo nella zona di Sant'Agostino con la polizia, i vigili del fuoco, lo vedete, e lo stesso sindaco, dunque Conte, che è intervenuto in prima persona per cercare di tranquillizzare questa donna, che poi è stata trasportata in ospedale per le cure e le verifiche del caso. Approfittiamo per dare anche quest'altra notizia. A Bibione, bambino accusa un malore in spiaggia, ha usato il defibrillatore per rianimarlo. È una notizia di cui cercheremo di darvi ulteriori informazioni tra poco. E San Martino di Lupari, incidente tra moto e auto in via Castellana, feriti i conducenti dei mezzi, per cui tanta cronaca in questa giornata. Torniamo a ieri pomeriggio. Vi abbiamo dato poco fa conto di un incendio in una palazzina a Favaro Veneto. Ce n'è stato un altro a San Biagio di Callalta, o meglio l'esplosione della bombola del gas in cucina. Il figlio scende e salva il padre di 84 anni. Paura nel tardo pomeriggio. Siamo in via San Menna. L'anziano non è in pericolo di vita, abitazione tuttavia inagibile. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Abbiamo raccolto la testimonianza di Emilio Faraoni, il figlio dell'anziano investito dallo scoppio. Ero in camera da letto che mi stavo spogliando e ho sentito un botto in cucina. Mio padre stava trafficando con la bombola del gas. Ho aperto la porta, c'era fuoco dappertutto e lui era disteso per terra, non riusciva a alzarsi. Allora mi sono buttato dentro, l'ho preso per le braccia e l'ho tirato fuori. E poi dalla terrazza avevo paura che scoppiasse la bombola, ho detto è meglio che andiamo in giardino. Siamo andati in giardino, abbiamo chiamato i pompieri e l'ambulanza e adesso stiamo qua a vedere. Hanno detto che ha preso fuoco solo la cucina e adesso si è salvato. È tutta la casa da rifare praticamente. Come sta suo padre? Mio padre, poverino, si è scottato le gambe, le braccia, la testa, però niente di grave, ha preso tanta paura, quello sì. Adesso è a pronto soccorso. Miracolato? Miracolati, perché se scoppiava la bombola in quel momento là che eravamo dentro, eravamo morti tutti e due, secondo me. Un miracolo, un miracolo. Poi da casa pazienza, la metteremo a posto, la bonifichiamo, quello che è, però siamo stati miracolati. Tanta paura? Madonna. Non avevo neanche il coraggio di entrare perché appena ho fatto un metro dentro per andare a prendere mio padre che era in mezzo alla cucina, c'era un caldo che non riuscivi neanche, un fumo che non riuscivi a sopportare proprio. Il fuoco, un inferno proprio. Ho provato a dirgli di alzarsi in piedi per portarlo fuori e lui non era capace di alzarsi. E allora io l'ho preso per le braccia da dietro, l'ho trascinato fuori. Lui voleva addirittura che con la mastella dell'acqua andassi a spegnere il fuoco, ma ha detto ma cosa vuoi spegnere con la mastella dell'acqua? Questo è il gesto compiuto da questo figlio, lo avete sentito nei confronti del papà. Anna Maria Parisi prima da Spinea ci ha raccontato di furti. C'è stata un'altra storia rocambolesca, questa volta in provincia di Treviso, con la vittima che per inseguire i malviventi che si è ritrovato faccia a faccia in casa è addirittura saltato dalla finestra riportando un trauma a una gamba. È successo, come detto, a Quinto di Treviso. Siamo in via San Vitale. Lei si è trovato davanti e ha gridato subito Ezio, prendi la pistola, sparagli, attento che sono i ladri. Allora il ladro si è subito messo in fuga, ho visto che è arrivato la macchina e io cosa faccio a questo punto? Vedo se riesco a trovare il numero di targa della macchina, no? Va bene, salto fuori dalla finestra, mi cado anch'io e mi faccio male il tallone. Ha cercato di inseguirli saltando la finestra dopo che la moglie si è trovata il malvivente faccia a faccia. Sono circa le 22:30 in via San Vitale a Quinto di Treviso. I ladri arrivano a bordo di un'auto che parcheggiano nel campo di pioppi accanto alla casa con il muso rivolto verso la strada pronta a ripartire. I coniugi Marangon si stavano preparando per andare a letto. E a un certo punto ho sentito il rumore come di ferri, di attrezzi, di levarini, di cacciaviti, roba metallica, un frastuono metallico. Ho detto no, questi qua sono ladri. Ho detto
Allora mia moglie fa, vai, prendi il telefono, chiama i carabinieri. È lì che Ezio si precipita nella stanza dove aveva lasciato il telefono, giusto il tempo di prenderlo, e la moglie urla dopo essersi trovata davanti a uno dei ladri. L'abbigliamento, guanti neri, cappellino col frontino blu e le scritte bianche, le telecamere di videosorveglianza della casa hanno ripreso l'intera scena. Mia moglie si è accorta delle luci perché siccome dormivamo con le finestre e con i balconi aperti, e finché andavamo a letto dopo li chiudiamo. Ha visto il fascio di luce dei fanali, però si è allarmata perché di solito senti, siccome c'è la strada qui davanti alla casa, senti le macchine passare. Si è allarmata perché non ho più sentito il rumore della macchina, mi ha detto, ma dove è andata la macchina? Se non i fanali la macchina non c'è. Allora si è sporta fuori a vedere, ma davanti alla casa non c'erano. È andata dietro a vedere il balcone del bagno e ha visto che c'era la macchina che andava dentro in mezzo ai pioppi. Allora mi ha chiamato subito per vedere, sono andato fuori anch'io, ho visto la macchina che mai aveva già spento i fanali. Però si sentivano dei ragazzi che scendevano dalle portiere perché si accendevano le luci dentro. Pochi attimi quelli che hanno separato l'arrivo dell'auto dal tentativo di entrare nella casa a Quinto. Per la famiglia in 20 anni è la quarta volta che i ladri fanno visita. Siamo abituati, però adesso non è più un bel vivere perché mia moglie è armata, c'è sempre la scena davanti del personaggio col berrettino là. E si vive male, capito? Adesso ci spranghiamo dentro la sera non ti muovi più perché possono passare di giorno, di notte, di sera, tutti gli orari sono buoni, capito? Nel Padovano adesso avevano intascato indebite compensazioni relative a crediti con risorse PNRR, 2 aziende dell'Alta Padovana, a scoprirle la Guardia di Finanza. Avevano usato senza averne titolo crediti d'imposta finanziati con risorse del PNRR le 2 società dell'Alta Padovana, attive rispettivamente nella fabbricazione di vernice e nella lavorazione del legno, con sede a Villa del Conte a Curtarolo, scoperte dalla Guardia di Finanza di Padova. Le indagini sono state condotte dai militari della compagnia di Cittadella, che hanno condotto le ispezioni e ricostruito che tra il 2022 e il 2025 entrambe le aziende avevano compensato crediti d'imposta non spettanti e inesistenti, maturati sulla base di investimenti in beni aziendali tecnologici e di presunte spese sostenute per corsi di formazione di dipendenti nell'ambito delle nuove tecnologie. Si tratta di agevolazioni previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 e rifinanziate da fondi PNRR. Gli accertamenti delle fiamme gialle, svolte attraverso l'analisi delle dichiarazioni fiscali, della documentazione contabile, dei registri delle presenze e degli attestati di partecipazione ai corsi, hanno fatto emergere l'assenza dei requisiti necessari per accedere a questi crediti. Dopo la segnalazione all'Agenzia delle Entrate di Padova, le aziende hanno versato le somme dovute per il recupero dei crediti d'imposta, oltre a sanzioni e interessi, per un importo complessivo di circa 260.000 euro. La Questura di Padova presenta il bilancio di luglio della sua attività, intensificati i controlli sul territorio, in particolare nei confronti di irregolari gravati da reati che vanno dal tentato omicidio allo spaccio, dalla rapina alla violenza domestica. 10 gli allontanamenti coattivi, altrettanti i trasferimenti nei centri di permanenza per il rimpatrio. 28 i provvedimenti di espulsione firmati dal questore di Padova Marco Dorisio nel mese di luglio. 10 persone trattenute nei CPR sparsi in tutta Italia, da Gradisca di Sonzo a Trapani, 7 accompagnati immediatamente in frontiera, 8 destinatari di un ordine di lasciare il paese entro 7 giorni. A questi si aggiungono provvedimenti specifici anche nei confronti di 2 cittadini comunitari. Tra i casi più significativi, quello di un 22enne gambiano arrivato in Italia nel 2021 con una condanna per spaccio di hashish e un precedente per minacce al fratello con un coltello durante una lite familiare. Espulso anche un 50enne kosovaro con precedenti per furto e ricettazione. Il caso più grave riguarda invece un egiziano di 45 anni condannato a 5 anni dal Tribunale di Milano per tentato omicidio. Nel 2022 avrebbe accoltellato un connazionale al collo vicino alla Carotide durante una lite in un parco cittadino. Scontata la pena, è stato trattenuto al CPR di Milano e rimpatriato con un volo charter a fine luglio. Un ulteriore episodio ha coinvolto un 21enne tunisino fermato insieme ad altri connazionali dopo un inseguimento in auto e trovato in possesso di cocaina.
Da Padova a Vicenza, perché anche qui in centro storico si continuano gli appelli a maggiori controlli rispetto agli episodi di cronaca e al degrado in particolare. Vicentini indignati da alcuni fatti che si sono verificati nei giorni scorsi chiedono più sicurezza, più pattuglie di polizia a presidiare il territorio. Abbiamo acceso la TV e abbiamo visto un uomo che ci aggirava qua da queste parti. Insomma, cosa ne pensa? Beh, è una cosa che ti lascia un po' perplesso perché è una cosa strana, insomma. Servirebbe più controlli. Continuano a destare scalpore e indignazione le immagini dell'uomo nudo ubriaco a girarsi in Piazza dei Signori tra turisti e famiglie con bambini prima dell'intervento tardivo della polizia. Un altro simbolo del degrado a cui sembra non esserci argine e che alimenta il senso di impunità e insicurezza non solo in centro storico. La sicurezza, più pattugliamenti, che ci considerano quando chiamiamo, che dicono non hanno pattuglie, non hanno macchine, non hanno questo, non hanno qua. C'è stato un episodio all'Hotel Mary, dopo un'ora un altro furto, dopo mezz'ora un altro furto, non è intervenuto nessuno. Il quartiere è in degrado praticamente, anche in pieno giorno davanti all'asilo vengono rotti i vetri delle macchine, gente che porta i bambini a scuola, siamo indifesi praticamente. Non siamo razzisti, per carità, però vedere tutta questa gente così che sta lì, non fa niente, che sappiamo che o ruba o spaccia, cose del genere, e diciamo sempre ci vorrebbe molta più polizia, controlli, via dicendo. Oltretutto si verificano spesso e volentieri risse fra i vari gruppi che sono presenti all'interno del quartiere. Questo perché non abbiamo una presenza specifica nel quartiere, che comunque, che sia di intervento, che sia in capacità, ci basterebbe la presenza come deterrente. Non vedo un problema di degrado o di insicurezza. Vicenza è peggiorata, impicchiata, perché praticamente dalla stazione a venire qui ci mettono un attimo, ok? E sono o ai Giardini Salvi o qua. A Parco Querini non ci arrivano perché è troppo camminare, è troppo un casino, fanno troppa fatica per andare a far casino a Parco Querini. E qua in centro c'è la pattuglia c'è la jeep dei cosi, ma una jeep non può fare niente. Sarebbe mettere in piedi un giochino con la bicicletta, ok? La polizia a Rio de Janeiro sono tutti quanti, Copacabana, tutti i poliziotti girano in bicicletta. Altro scenario e altre problematiche naturalmente a Venezia, dove continua a far discutere l'episodio gravissimo che ha visto come protagonista un marinaio della CTV spinto fuori dal vaporetto finito in canale della Giudecca mentre tentava di sedare una rissa tra passeggeri. Un marinaio della CTV è stato aggredito e spinto in acqua mentre tentava di sedare una lite tra passeggeri. L'alterco è scoppiato a bordo di un vaporetto in servizio da San Zaccaria al Tronchetto attorno all'1 di notte. Caduto in acqua nel canale della Giudecca, il marinaio è stato aiutato a risalire a riva da alcuni passeggeri appena scesi dal vaporetto alle Zitelle. L'aggressore è stato identificato sul posto e denunciato, mentre il dipendente ACTV riceveva le cure dal pronto soccorso. Un fatto che porta nuovamente alla ribalta le aggressioni al personale del trasporto pubblico veneziano. Il gruppo AVM ha condannato con fermezza la violenza, annunciando che si costituirà parte civile e chiedendo che l'episodio sia perseguito con la massima severità. L'assessore comunale alle società partecipate Michele Zuin ha definito l'aggressione un episodio grave e inaccettabile che richiede una risposta ferma. Per Marino De Terlizzi, segretario generale aggiunto della FIT CISL del Veneto, si è oltrepassata la misura. Poteva finire male, molto male. Si pensi ad esempio se avesse battuto la testa durante la caduta sulla chiglia del vaporetto o se fosse stato toccato dalle eliche del vaporetto stesso, o non fosse stato in grado di raggiungere la riva. Per non parlare se il fatto fosse accaduto durante l'inverno quando l'acqua è gelida. All'azienda chiediamo l'ultimazione dell'installazione delle telecamere di bordo sui vaporetti e la predisposizione di squadre di controllo anche miste con guardia giurata. Recentemente un emendamento al decreto legge sicurezza presentato dal senatore Raffaele Speranzoni in collaborazione con la consigliera regionale Laura Besio ha inasprito le pene per chi aggredisce il personale o danneggia i mezzi del trasporto pubblico. Eppure il fenomeno resta preoccupante. Episodi vergognosi, episodi che non dovrebbero accadere, che
che segnano dove sta andando questa società, verso una deriva sempre più lontana. Auspichiamo la certezza della pena che venga usata come deterrente, perché chi lavora deve tornare a casa sano e salvo. Abbiamo sentito l'appello dei vicentini proprio qualche minuto fa, maggiori controlli in città. Andiamo sul sito del giornale di Vicenza che riporta l'ennesima aggressione. Siamo a Campomarzo, 41enne accoltellato al collo durante una lite, caccia l'aggressore. La discussione sarebbe degenerata ieri pomeriggio dopo che il ferito ha accusato un connazionale di approfittare dei propri paesani. Un testimone lo ha accompagnato in bicicletta al pronto soccorso, indagini in corso da parte della polizia. Voltiamo pagina adesso perché andiamo a rivivere i momenti più salienti della cerimonia di ieri mattina a Cimagrappa sul Sacrario Militare, il tradizionale pellegrinaggio delle genti venete per ricordare i caduti della Grande Guerra. Erano presenti i ministri Giorgetti e Abodi. Con la deposizione delle corone commemorative si è aperta la toccante cerimonia di Cimagrappa al Sacrario Militare, luogo simbolo della memoria della Grande Guerra. Qui riposano 23.000 caduti degli eserciti che combatterono sul massiccio tra il 1917 e il 1918. Testimonianza di un passato quanto mai attuale, fatto di morte, dolore, lacrime. Un'eredità spesso dimenticata di fronte alle tante guerre nel mondo. Quello che va fatto è cercare di raccogliere questo grido, raccogliere l'eco nei giorni che verranno, fare in modo che le diplomazie raggiungano un obiettivo che sembra vicino, che ci auguriamo non sia un effetto ottico. È il senso del sacrificio di 23.000 uomini, donne che ancora parlano e noi parliamo per loro. Pace la parola che ha riecheggiato tra queste montagne. Queste occasioni rappresentano occasioni di memoria ma anche di trasmissione di valori, soprattutto per i giovani, per chi ovviamente deve crescere coltivando il valore della pace. Durante la cerimonia presenti istituzioni italiane e austriache unite nel ricordo di chi ha perso la vita per la propria patria. Questo, ha detto il presidente del Veneto Stefani, dimostra che la memoria quando è condivisa non divide ma unisce, trasformando il ricordo del dolore in un patrimonio comune di dialogo, rispetto e riconciliazione di cui il Veneto è orgoglioso custode. Questa commemorazione non può che guardare anche alla realtà di tutti i giorni, ai conflitti internazionali in atto, alla necessità di pace, alla necessità di conoscere la propria storia, perché solo la storia può trasformare un sacrificio in una responsabilità che noi abbiamo nei confronti del mondo. Dal Monte Grappa, riserva di biosfera, un duplice messaggio rilanciato dalla sindaca Rampin per la pace tra i popoli, ma anche la pace tra uomo e ambiente minacciato dai cambiamenti climatici. È fondamentale coinvolgere sempre più i giovani, fare in modo che il Sacrario sia una palestra di vita, non solo per i valori appunto che ci insegnano i caduti, ma anche e soprattutto per tutti quei valori di sostenibilità che è fondamentale che partono da qui. E proprio il ministro Giorgetti è stato protagonista nei giorni scorsi di un intervento sulle accise dei carburanti tanto discusso, intervento che non basta, secondo gli artigiani, in particolare il gruppo Trasporti di Confartigianato, servono misure strutturali a livello europeo, ci hanno detto, dimostrandosi seriamente preoccupati per gli aumenti appunto del carburante. Non è più un'emergenza, ma dobbiamo trattarla come un problema vero. Il problema dell'energia ormai è un problema che cambia gli scenari mondiali, cambia gli equilibri. Noi purtroppo le subiamo e sono costi che per chi vive nel mondo viaggiando facendo chilometri tutti i giorni è il nostro costo primario. Quella del carburante è la voce che incide maggiormente sui costi di chi lavora sulla strada, dai padroncini agli NCC passando per gli autotrasportatori. Rispetto ad un anno fa, cioè prima della guerra nel Golfo Persico, i rincari della benzina oggi sono superiori al 15%, mentre per il diesel del 18%. Ma si stima che quest'anno il carico dei costi per il trasporto in Veneto subirà un incremento del 20%. Già a marzo il comparto aveva manifestato le proprie preoccupazioni, annunciando uno sciopero nazionale poi revocato, con la promessa di misure che secondo la categoria non sono state sufficienti. Gli interventi sulle accise, spiega Marcon, non bastano, servono misure strutturali a livello europeo. Crea un valore stabile dove noi possiamo creare delle tariffe stabili, dove un'economia può programmare anche i propri investimenti. Bisogna arrivare
in qualche maniera un gasolio professionale. Al momento l'unica soluzione possibile per le aziende per sopravvivere sembra quella di aumentare i prezzi del prodotto finale. Prima le parlavo di un 2-3% di utile, ma se abbiamo le tariffe che i costi che ci aumentano nel 12-13 è inevitabile che dovremo alzarli a quel livello. Capiamo che è un problema di inflazione, capiamo che già l'economia funziona male, ma non possiamo permetterci di fermare i nostri camion, le nostre macchine, le nostre motrici, perché questo vorrebbe dire fermare il PIL. Senza interventi a lungo termine, le conseguenze per il settore rischiano di essere drammatiche. Avremo delle aziende che sicuramente andranno in difficoltà finanziaria e spero non tale da vedere delle chiusure, da vedere delle problematiche di fallimenti. Nel suo puntualissimo focus settimanale, anche la CGIA di Mestre aveva posto l'accento sul caro carburante e le imprese, dai padroncini agli NCC fino ai tassisti, un settore, ci hanno detto, in ginocchio. Serve un intervento anche in questo caso a livelli sovranazionali, ci ha detto Paolo Zabeo dell'Ufficio Studi. Il prezzo di benzina e gasolio continua a pesare in modo insostenibile sulle imprese, anche in Veneto. Chiusa l'autocarro, la macchina per lavorare, come i piccoli trasportatori, i tassisti, gli NCC, gli agenti di commercio, si trovano a fare conti ogni giorno con costi che riducono la redditività e la competitività. I dati della CGIA di Mestre parlano chiaro. Dall'inizio del conflitto nel Golfo Persico il prezzo del diesel è salito del 20,9%, ovvero 36 centesimi in più al litro, che si traduce per il pieno di un autocarro sotto le 7,5 tonnellate in 1.040 euro di costo, 180 euro in più rispetto al scorso 27 febbraio. La benzina invece è salita del 19,6%, vale a dire 33 centesimi in più dall'inizio delle ostilità tra USA e Iran. A pagare il conto più salato gli artigiani, tra loro i cosiddetti professionisti della strada, dai padroncini ai tassisti, dagli NCC agli agenti di commercio. La CGIA ricorda come il credito d'imposta da oltre 320 milioni di euro introdotto dall'esecutivo per alleggerire la componente fiscale del diesel interessa solo il 22% circa dei mezzi pesanti, e se da un lato si guarda con grande attenzione al prossimo 4 agosto, quando il governo dovrebbe varare una misura più strutturale contro il caro carburanti, dall'altro per l'associazione serve un intervento a livello europeo. Bruxelles deve consentire agli Stati membri di sterilizzare temporaneamente IVA e accise dei carburanti, quando le quotazioni del petrolio raggiungono livelli eccezionali. È una misura necessaria per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, evitare che l'inflazione torni a crescere e garantire la sopravvivenza di migliaia e migliaia di attività economiche anche del nostro territorio. E poi c'è un altro tema sollevato in queste ore, sempre dalle categorie, quello della desertificazione bancaria che cresce in Veneto e anche nella Marca trevigiana. Stiamo parlando della progressiva chiusura di sportelli o filiali bancari, questioni che vanno oltre a quelle economiche naturalmente. Si parla di una grande valenza sociale. In provincia di Treviso sono infatti 200 gli sportelli chiusi tra il 2015 e il 2025, con ricadute su famiglie, anziani e piccole imprese. Nella Marca un comune su 3 è ormai privo di uno sportello bancario, una trentina quelli completamente sprovvisti di filiale. In provincia di Treviso oggi restano 399 sportelli, numero destinato progressivamente a diminuire. È la fotografia scattata dalla CNA provinciale sulla desertificazione bancaria. In Veneto sono oltre 100 i territori senza uno sportello e più della metà nell'ultimo decennio ha perso l'ultima filiale, un andamento che rispecchia quello nazionale. Tra il 2015 e il 2025 sono stati oltre 10.000 gli sportelli chiusi, passando da 30.000 sportelli attivi nel 2015 ai circa 19.000 attivi oggi sul territorio. Ad essere colpiti soprattutto i comuni più piccoli, oltre il 96% di quelli senza sportello ha meno di 5.000 abitanti. Una situazione che assume anche una forte valenza sociale, considerato che nei territori senza filiali gran parte della popolazione è anziana, spesso quindi meno avvezza agli strumenti digitali e con maggiori difficoltà negli spostamenti. Per CNA Treviso è quindi necessario riportare il tema della presenza bancaria al centro del confronto tra istituzioni, sistema creditizio e rappresentanze economiche. La digitalizzazione non diventi l'esclusione del presidio territoriale, ma sia anzi l'occasione di aumentare i servizi,
aumentare la velocità e l'efficienza, garantendo al contempo presidio sul territorio e accesso al credito e ai servizi bancari per famiglie, anziani, persone in difficoltà e per le piccole imprese del territorio trevigiano. A Treviso adesso, dopo un mese e mezzo di ricovero in seguito a un malore, l'ex consigliere comunale Enrico Renosto è ritornato a casa. Mi sono svegliato dal coma il giorno del mio compleanno, sono rinato, ci ha detto una seconda volta. Prenoti pure il ristorante stasera perché lei stasera va a casa. E allora là ho capito che sarei andato a casa. Così il medico, passato nella sua stanza in neurochirurgia, gli ha comunicato che dopo un mese e mezzo di ricovero sarebbe tornato a casa. Dimissioni che gli erano già state annunciate la sera prima, ma che non aveva voluto dire a nessuno per timore che potesse succedere qualcosa. Venerdì scorso Enrico Renosto, 47 anni, è tornato a casa dopo che lo scorso 18 giugno era stato colto da un malore. Non ricordo nulla fino a quando poi mi sono svegliato, ero in terapia intensiva 20 giorni dopo. Era il giorno del mio compleanno, il 5 luglio, e lì penso che le tante preghiere che sono state fatte da tante persone, tra la fede che insomma ho sempre avuto, tra mia mamma, che penso che da lassù abbia fatto la sua parte, mi abbia fatto rinascere un'altra volta il giorno del mio compleanno. Insomma, è stato un momento molto forte. Gli amici e i familiari che non l'hanno mai lasciato solo gli hanno raccontato quei primi giorni, da quando la sorella Rosita lo aveva trovato in casa dopo il malore, alla corsa in ospedale, il coma, la terapia intensiva, gli interventi, poi le complicazioni, una polmonite e un'embolia polmonare. Settimane difficili che Renosto ha affrontato sempre con grande forza di volontà. È meglio, in recupero, di forze, di energie e anche di fiducia in me stesso, perché insomma vedo che pian piano riesco a fare cose che fino a 10 giorni fa non riuscivo a fare, tipo anche le cose più semplici, tipo alzarsi dalla sedia, tirarsi su dal letto. Oggi vuole ringraziare la sua famiglia, la sorella Rosita, la sua Roce e naturalmente i medici e gli infermieri incontrati in questo mese e mezzo di ricovero, un'esperienza che ha lasciato in lui un grande insegnamento. Questa rinascita è una consapevolezza che noi diamo per scontato tante cose e che basta un niente per cancellarti, per immobilizzarti. Bisogna apprezzare le cose semplici, le cose che noi riteniamo magari anche banali, perché la vita è un dono che noi certe volte non sappiamo neanche apprezzare al 100%. Così Enrico Renosto, e oggi avrebbe compiuto 97 anni lo sceriffo di Treviso Giancarlo Gentilini. Allora lo ricordiamo con il servizio che realizziamo per l'ultimo consiglio comunale. Era il 20 aprile del 2023 quando salutò con commozione la politica attiva e l'attuale sindaco Mario Conte gli donò la fascia di sindaco per sempre. Sono ancora emozionato perché lasciare la politica attiva è sempre un punto di tristezza. Così Giancarlo Gentilini il 21 aprile del 2023, l'indomani del suo saluto al Consiglio Comunale nel Salone dei 300. Alle successive elezioni amministrative, dopo quasi 30 anni, non si sarebbe ricandidato. Per lui il sindaco Mario Conte aveva in serbo quella sera un regalo speciale. Da aprire in diretta. Aspetta. Ti do una mano. Sì. Dammi qua. La vestaglia. Aspetta, guarda qua. Guarda. Giancarlo Gentilini, Sindaco di Treviso. Per sempre. Per sempre. Guarda Giancarlo. Aspettava questo tributo, sindaco per sempre. Non lo meritavo, non l'ho meritato, ma comunque il mio cuore adesso sanguina per abbandonare
tutti questi che mi hanno seguito e per abbandonare il mio popolo. La fascia di Sindaco per sempre che sarà posta sul feretro il giorno dei funerali. Antena 3 trasmise in diretta i momenti di quel passaggio di testimone. A Sindaco e Giunta, ai consiglieri, al pubblico in sala e da casa, Gentilini consegnò emozioni e raccomandazioni per il futuro. Caro Sindaco, cari assessori, cari consiglieri, vedete, ho scelto una strada che mi allontana dal mio popolo, ma è dovuto un raggiungimento di una certa età in cui tutte le cose nascono e finiscono. Ma ricordatevi che io esco dalla porta ma resto sulla finestra. Solo l'età, ribadì Gentilini, mi impedisce di proseguire. Il desiderio di impegnarmi non verrà mai meno. Tutte le cose belle finiscono. E io voglio ringraziare tutti quelli che dal 1994 sono stati con me in quella rivoluzione del modo di amministrare la città di Treviso. Siamo scesi in mezzo al popolo, abbiamo sofferto, ma abbiamo vinto. Un'eredità che Gentilini consegnò a Mario Conte pronunciando una frase rimasta celebre. Dovete amare la città di Treviso come l'ho amata io, perché certamente è una cosa che mi ha riempito di grande affetto. E voglio anche ricordare tutti quelli che sono andati avanti, come diciamo noi alpini. Non ci sono più, ma hanno dato la loro carica per la città di Treviso e per i cittadini. E poi l'appello per i giovani, vero patrimonio, miniera d'oro li definì della città. Dovete scendere in mezzo a loro, ascoltarli e dare quei consigli che ci hanno tramandato i nostri avi. La commozione prese il sopravvento quando fu ora di concludere il suo intervento. È molto difficile abbandonare questo popolo. Un grande abbraccio a tutti e tanti auguri. Noi ci fermiamo adesso per il secondo stacco pubblicitario, a tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con il nostro Focus TG. Dunque estate in Veneto, anche presenze di VIP. Andiamo a vedere la foto che ha scattato il personale del ristorante da Ivo, siamo in quel di Venezia, con Jennifer Lopez, la cantante, attrice che è in questi giorni, appunto, è stata in questi giorni in Laguna e aveva appunto prenotato la cena con il suo staff proprio lì da Ivo. Tra l'altro ci è arrivata di fatto in gondola con un video con cui lei poi ha fatto una stories sui social in cui imita Madonna che canta Like a Virgin. Sentiamolo. Chi ha cantato veramente è stato Sting in concerto a Bassano del Grappa. Abbiamo raccontato nei giorni scorsi con la nostra redazione di Bassano la storia di due fidanzati russi tornati appositamente nella città degli Alpini per il concerto di Sting, rinviato, lo ricorderete, un anno fa per maltempo, concerto che è stato un grande successo e ha chiuso la rassegna Bassano Musica Park. Gets my, I hope that someone gets my message in my bottle. Bassano,
È valsa l'attesa di un anno dopo il rinvio per maltempo per gli oltre 8.500 spettatori che hanno riempito il Parco Ragazzi del 99 nell'ultima data di Bassano Music Park. Sting col suo basso e la voce ancora graffiante a 74 anni, Dominic Miller alla chitarra, Chris Maas alla batteria hanno incantato il pubblico con un percorso di musica e parole che ha attraversato mezzo secolo di carriera dell'artista inglese, diviso tra l'epoca dei Police e la carriera solista. L'evento con Sting ha chiuso il calendario del Bassano Music Park, che ha ospitato anche Rod Stewart, i One Republic, Tony Boy, Tommaso Paradiso e i Pooh. Parliamo di animali adesso con la storia di Amy, una cagnolina che deve essere operata di cataratta per evitare la cecità, l'appello della sua proprietaria che lancia una raccolta fondi. Non riesco a sostenere tutte le spese e dice aiutatemi. Per mia figlia la sorella, per me la figlia. Gli volete tanto bene? Tantissimo. E dorme con me, il mio cagnolino, cioè tutta la nostra vita. Amy è una Jack Russell di 7 anni. Per Olimpia Cristiano e per la figlia è molto più di un cane, è l'amica con cui condividere le giornate, i momenti belli e quelli più difficili. Da un anno le è stata diagnosticata la cataratta, dopo che 4 anni fa aveva perso la vista all'altro occhio. Senza un intervento in tempi brevi rischia di rimanere completamente cieca. Siamo al limite perché abbiamo aspettato, il medico ha detto signora ci aspettiamo un altro anno, perde l'occhio. Per Olimpia in questo momento è difficile sostenere le spese per le cure tra medicinali costosi e i 1.750 euro necessari per l'operazione fissata il 6 agosto. Sono in acqui, sono disoccupata, quindi sto chiedendo aiuto, amici. Olimpia, collaboratrice scolastica, in questi mesi sta facendo diversi lavoretti in attesa di poter riprendere la sua attività a scuola, ma l'intervento di Amy non può aspettare. Per questo ha lanciato un appello sui social e aperto una raccolta fondi. Non dico tutto, ma almeno una piccola parte, anche con la promessa magari di restituire quando ce l'ho. Questo è l'appello lanciato dalla proprietaria di questa cagnolina. I vigili del fuoco di Treviso invece sono intervenuti ieri sera verso le 19:15 a Roncade in via Carboncine per il salvataggio, lo vedete, di un micetto piccolissimo finito in un canale con dell'acqua all'interno. Il gattino, troppo piccolo per uscire da solo, miagolava così forte da attirare l'attenzione dei passanti che hanno contattato la sala operativa dei vigili del fuoco per chiedere l'intervento. La squadra giunta sul posto ha provveduto subito a metterlo in salvo. Il gattino fortunatamente non era ferito ed è stato affidato alle cure della richiedente. E adesso vedremo delle altre immagini invece con la targa che i proprietari di Aiko, un cucciolo di Jack Russell di 4 mesi, hanno voluto consegnare agli agenti della Polizia di Stato di Belluno a conclusione di una bella storia a lieto fine. Il pomeriggio del 22 luglio una telefonata al 113 aveva raccontato dell'investimento accidentale di un cagnolino da parte di un'autovettura, cane che versava in gravi condizioni coi padroni bloccati nel traffico che hanno chiesto l'intervento urgente di una volante. Precipitatisi sul posto, gli agenti hanno scortato la famiglia fino alla clinica veterinaria, dove grazie all'arrivo tempestivo i medici sono riusciti a salvare la vita all'animale che vedete adesso sta bene. E allora nel pomeriggio di sabato i proprietari si sono presentati in questura per raccontare l'esito dell'operazione e omaggiare gli agenti che hanno preso parte all'operazione proprio con questa targa di ringraziamento. In chiusura, prima di salutarci, andiamo sull'home page del Corriere della Sera perché lo sapete benissimo e lo sappiamo tutti sulla nostra pelle in questi giorni, temperature record in Italia. Oggi è il giorno del picco, bollino rosso in 27 città, ma c'è un allarme generale in tutta Europa col Financial Times che dice danni per 3 miliardi di euro. Questa la situazione con temperature che oggi appunto raggiungono i picchi più elevati. La regione del Veneto ha confermato per domani l'allerta gialla per le ondate di calore. Potranno verificarsi dei temporali in montagna, ma nulla
nulla che possa poi rinfrescare soprattutto le zone di pianura che vivono le temperature più alte. Noi abbiamo finito il tempo a disposizione, ci fermiamo qui, io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio in regia Francesca Pezzo, Tommaso Migotta, appuntamento come sempre ai telegiornali di questa sera, al Focus di questa sera col nostro direttore Luigi Baccialli e intanto a voi tutti un buon pomeriggio, arrivederci.